Io sono la referente per il sostegno scolastico del progetto Leva Civile, che, come diceva Don Giorgio, è in atto nel comune di Mogliano nel 1999. Io lo coordino il sostegno scolastico da 8 anni. Cosa facciamo? Come diceva prima la Maresa, più o meno si assomiglia a quello che noi facciamo. Il nostro intervento è quello di coordinarci inizialmente con gli insegnanti o con i dirigenti scolastici, i quali ci segnalano i bisogni che emergono soprattutto riguardo i bambini stranieri, ma ultimamente, come sottolineavano altri prima di me, i bisogni emergono anche per bambini italiani, sempre di più negli ultimi anni. Quindi bisogna anche sfatare questo fatto. Se i bambini stranieri vengono assistiti ed aiutati per l'apprendimento della lingua italiana, i bambini italiani spesso manifestano altri tipi di disagio, per cui hanno bisogno anch'essi della vicinanza e del sostegno di un adulto. Chi sono i nostri volontari? I nostri volontari sono adulti in pensione, ex insegnanti dal 2003 abbiamo coinvolto e abbiamo attuato anche una convenzione con il liceo Umberto, che è un bacino di volontari notevole. Tengo a dire questo perché il fatto di vedere tra le fila dei volontari giovani del liceo ci porta non solo dal punto di vista ad arricchire le fila dei volontari, ma anche dal punto di vista dell'impegno sociale, del messaggio che diamo sia agli adulti che ai bambini stessi, che si vedono di fronte. Pensate a un ragazzo di terza liceo che ha lasciato solo 3 anni prima la scuola media, si trova ad affiancare un ragazzino magari di scuola media che deve essere aiutato in matematica, quale anche punto di riferimento importante diventa per il ragazzino della scuola media. Quindi se da un punto di vista, la cosa che volevo sottolineare è questa, che se da un punto di vista di sostegno siamo noi volontari che andiamo nelle scuole a sostenere gli alunni, si forma come una reciprocità, un mutuo aiuto, un'autoeducazione, mentre li sosteniamo ci accorgiamo di essere forse noi sostenuti, tra virgolette, perché ci modifichiamo, perché comunque ci mettono alla prova, comunque spesso hanno voglia di giocare e manifestano altri tipi di problemi che spesso noi dobbiamo solo ascoltare. Un altro aspetto che dopo tanti numeri mi interessa mettere in evidenza è il fatto che non solo incidendo attraverso la lingua e attraverso il sostegno, noi incidiamo forse molto positivamente, non voglio prendere meriti, però mi piace pensare che noi andiamo ad incidere anche al di là dell'apprendimento della lingua, andiamo ad incidere sulla motivazione. Se pensiamo ai bambini della scuola elementare che a casa magari non hanno nessuno che li aiuti a fare i compiti e magari a scuola non riescono a comprendere quali sono le consegne che gli dà l'insegnante. Pensate, quando man mano che cominciano a capire, non sono più quelli che possono stare nell'angolo, no? Si mettono in gioco anche loro e questo innesca una spirale di autostima e di percezione di sé che li porta sempre a migliorarsi. Noi sono questi, diciamo, gli obiettivi. La lingua poi diventa forse l'oggetto, dico io, l'oggetto mediatore di altri obiettivi che sono obiettivi di relazione, obiettivi di cura dell'altro, obiettivi che incidono sulla motivazione e sul rapporto educativo e di mutuo aiuto.
Vi lascio, vi ringrazio, visto che